persona non sei più. La persona non sei più. Dice qua, chi se ne va, che male fa. Non è proprio, cioè, guardi, a me piace che lei faccia freestyle, che comunque sia sempre così, diciamo, sperimentale. Ma come sperimentare? Io sto cantando, lei mi dà un testo e io canto, no? Vabbè, ma non può cantare sempre così, non è quella la melodia. Va bene, cioè, se facciamo una jam session, ci mettiamo lì a fare una stornellata, io le faccio una cosa sempre uguale, ma non era quello il pezzo. Vabbè, ma dica dove sbaglio, dica cosa ho sbagliato io. Ho sbagliato canzone, perché questa era un'altra canzone. Ah, ho sbagliato, vabbè. non è difficile. Pensavo chissà che cosa avesse sbagliato. Niente. Stavo facendo una niente. canzone, dipende cosa avessi sbagliato. Ragazzi, a me queste luci non mi piacciono, ve lo dico adesso che ancora non è iniziato lo spettacolo. Io sono abituato a lavorare con i vermiglioni, con i colori un po' forti, con colori di carattere. Voi mettete sempre questi sciapiti, questi Ma non è vero. Sciapiti, magari per chi non è stato esattamente nella Tavoliera delle Puglie potrebbe perdersi. sciapi, insulsi, sciatti, ecco, guardalo Bue, tutto rosso, sembra veramente un macellaio della Coalbi. Ma non è vero. Ecco, sembra che sia appena ubriacato. Pensi per lei. Allora, facciamo dei colori, voglio dire. Siamo un vermiglioni. siamo un programma di contenuti, era un programma radiofonico, si è trasformato in uno spettacolo, grazie anche al pubblico che ci viene sempre a trovare, che anzi invitiamo anche questa sera, dottore. Certo, noi li invitiamo perché a partire dalle 22 noi iniziamo, e poi tra l'altro chi volesse venire a mangiare, siccome qua si mangia ottimamente, può venire anche prima a Corso Sommeliere 12. Sì. Ecco, al Boffi, L'ingresso è libero, Quale Boffi. e quindi ve lo consigliamo. Allora, proprio perché parlavamo di contenuti, Mao, Sì. io ho qui per caso una confezione Come per caso? di crack rabaglia. Ma quando mai? Scusi, sono crackers comunque, Ecco. anche se è un prodotto, però si chiamano crackers. Ecco, non sono crecchi. sono E i poi crack, infatti sono vecchi sono questi. i crack che ti accompagnano per una vita, come diceva la mamma. Dove vai? Come pranzi oggi? Cosa stai facendo? A quest'ora si esce, ma mangi qualche cosa, portati almeno un pacchetto di crack. Ecco, ti lanciava questo pacchetto di Sì, crack. ma questo 40 anni fa. Va bene, ma anche adesso Ma i giovani adesso adesso cosa hanno fatto Per carità. Rabaglia? Ne è avanzato di qualche camion? Ne è avanzato. non ha avanzato non mi fa ridere, scemo, quando parliamo di cose serie. Quindi Mao, siccome abbiamo questo spazietto, ho detto mettiamo anche lo un spazietto, prodotto che così commercialmente Che va. riusciamo a A me fa vendere. molto piacere che ci siano, per carità, dei marchi, però voglio dire, lei pubblicizza un prodotto che è nudo. E questa cosa le fa onore, nel senso, come fa uno a riconoscere un crack Rebaglia? Ecco, perché noi siamo che la Rebaglia è no logo, ecco, è anche è l'unica ditta dolciaria. E come fa a riconoscerlo? Ecco, Perché non c'è niente. dalla muffa che c'è sopra. che cretino. stagionato, No, stagionato. dai sapori. I sapori, vari sapori immagino. Ma no? come apri una Basilico, bustina, cipolla. come apri una bustina di crack Rebaglia, Escono le solo la formiche. fragranza, ecco, ti inebria, va bene. Allora è inutile che con voglio. lo sponsor, guarda, Vabbè, ho finito male però. ma Non è che ho finito ha preso bene. una roba, veramente ha preso i crackers. Ma dove le ha trovate queste cose? Ma no, è la Rabaglia, la ditta. Ma è la Rabaglia cosa di ha fatto? prodotti da forno che mi ha detto sponsorizza, se Lo ha va contattato? bene, se facciamo almeno 2000 visualizzazioni, Ti mette nel forno. ecco, la Rabaglia mi dà almeno una fornitura a tutti, una fornitura mensile di crackers, va bene. crack. Almeno si però mangia. lasciamo perdere i nostri affarucci, Ok. parliamo di quella che invece è la puntata. Io ho visto che ci sono stati molti contatti anche di questo spot, in molti si sono chiesti se questa sera parlerà di psicanalisi, della sua esperienza con la psicanalisi, quali sono, diciamo, Anche, Mao, lei lo sa che Quando è stato in cura. No, come formazione, è chiaro, farli spiritosi così sono buoni tutti. Io come formazione ho anche quella psicoanalitica, Sì. ma tu sai che ho messo diciamo gli studi di ingegneria a profitto, io dico così, al servizio della psicanalisi, Sì. e quindi io sono hai detto entrambe le ingegneria, cose. servizio- Ingegneria, esatto. E Io cosa sono- c'entrano? io sono ingegneria dei ponti con la psicanalisi, che è un ponte che ti permette, ecco, tra attraversare. il disagio e la guarigione, è un ponte, quindi no. nessuno meglio di me può sapere di ponti. Voglia. vabbè. anche per Quelle che c'è in bocca. esatto, quello volevamo dire.
magari. Quindi parleremo anche di questi ponti. Parleremo di ponti, poi parleremo di ospiti, perché abbiamo degli ospiti che non sono solo musicali, non sono solo letterali, non sono solo letterari, scusa Mao, perché non è vabbè, mi faccio confondere. No, che lei si corregga da solo è già un buon segno. Non sono solo degli intellettuali, ma anche uomini di spettacolo, quindi uniamo l'intelletto con lo spettacolo, questa è la forza, è vero, e poi qui lo capite, c'è l'intelletto e poi c'è le uomini di spettacolo, cantanti, buffoni, ecco. Senta, ma lei che è un uomo di intelletto si ricorda chi è l'ospite di stasera? Vogliamo annunciare? Vogliamo dare un'anteprima? Siamo qui per un'anteprima. Certo, mi allora sembra giusto. Diamo un'anteprima. Questa sera avremo Bruno. Come Bruno? Bruno c'era anche l'altra settimana. C'è sempre, Bruno c'è sempre. È il nostro, sì, allora, è il nostro tecnico. do solo un'occhiata alla scaletta perché devo aver confuso credo che abbia Luca sbagliato. Morino, il grande Luca Morino, ecco un pezzo di storia della nostra città per quanto riguarda lo spettacolo e la cultura, verrà a trovarci. Questa sera, insomma, quindi avremo modo poi di fare due chiacchiere con lui, anche per andare a indagare quello che sta facendo, perché ha fatto anche l'attore in un film. Sì, ecco, andremo a scantagliare diciamo la sua attività artistica per saperne anche un po' di più, ecco, di noi stessi. Perché a quello serve un ospite, capito? Se no è fine a se stesso, noi non facciamo pubblicità, ma noi usiamo l'ospite per parlare di costume. Quindi diciamo non è più conosci te stesso, conosci l'ospite. Bravissimo. Questa è la sua filosofia. Questa è la filosofia che però funziona, Mao. Abbiamo visto dei risultati, infatti. Filosofia che funziona. Intanto il tecnico sta fumando. No, io lo dico, non voglio fare il delatore, però i tecnici fumano, va bene. E lei? E io non posso, sono in video, non posso. E non può. Fumerà. Fuma dopo. Volevo anche far presente al nostro pubblico che stasera probabilmente arriverà più tardi, non si sa se arriverà, manca però il Capitan Freedom. Allora, per il momento manca il Capitano Freedom. È una mancanza che inizia a sentirsi, ecco, è una mancanza che si sentirà durante la serata ed è una mancanza che sentiranno anche i suoi cari. Addirittura, adesso non esageri, cioè, è in giro per lavoro, ad altri impegni. Così. Però mancherà anche ai suoi cari, perché non è che si può... dico, quando dici Freedom... Freedom è mancato ai suoi cari. Come lo dice lei, sembra che sia aspirato. Ecco, allora non volevo far preoccupare. Volevamo però sottolineare, diciamolo, perché fan. Ecco, allora sarebbe bello ogni tanto dare una zoomata. Io posso far così mentre parlo. Quale zoomata? Ma la smetta con sta roba. Faccio così, allora questa roba marcia, la tiri via. E intanto la gente così lo compro. Sì, entra il marchio, perché non ha logo, però entra la forma. Allora io faccio finta, perché ragazzi, e ogni tanto lei deve dire Rabaglia, Rabaglia, il cracker che t'abbaglia. Esatto. Guardi, non è questo il claim della ditta Rabaglia, lo stiamo trovando, ancora non anticipiamo le cose. Lo state cercando, diciamo. Lo stiamo cercando perché dobbiamo invogliare la gente a venire qui questa sera. Ecco, è chiaro che con questa introduzione io dubito che la gente possa venire questa sera. Ma per forza lei si presenta con i crack ammuffiti. Ecco, allora nell'invitare il nostro pubblico, Mao, ricordiamo però sempre le coordinate, perché la gente dice ma io verrei ma non ho capito dove, quando, come e perché. C'è un biglietto, si paga, costa, dov'è? Dite qualche cosa. Savino, lei che sa sempre queste cose, allora dove siamo? Siamo in corso Sommelier, il numero però non me lo ricordo. Il 12. Siamo in corso alle officine al birrificio delle officine ferroviarie. Ed è scritto in italiano. Ed è scritto in italiano, c'è scritto quindi, fuori. C'è scritto fuori, quindi non vi potete sbagliare. La serata con noi comincerà in diretta intorno alle 22. Alle 22, quindi vi abbiamo dato. Potete venire e mangiare se avete voglia di mangiare, se no potete venire dopo. Qui non si paga l'entrata. Ecco, l'ingresso è libero, quello che dovevamo dire, che noi anche diamo l'ingresso queste libero. Diciamo le coordinate. Poi abbiamo detto che ci sarà un ospite, Luca Morino, ma in molti magari però che bella
donna, Adesso Ma non guardi fuori, Vabbè, lasci stavo stare. buttando un occhio mentre guardavo lei, Mauro. E lei butta gli occhi dappertutto. No, guardava anche i condomini. Ecco, si vabbè. distraga, adesso che stiamo facendo sì. una cosa in streaming, dicevo, abbiamo annunciato che ci sarà come ospite Luca Morino, ma Sì. in molti adesso magari scrivono, visto che sono anche le puntate del meglio di Roba Forte e ognuno tira fuori magari le sue rubriche preferite, c'è Sì. chi magari vuole i destini. Lei è in Certo. grado di fare qualche anticipazione o possiamo anche raccogliere ancora dei suggerimenti per questa sera? Ancora? Io direi di non anticipare niente, di non A togliere sorpresa. bravo, di non togliere la sorpresa al pubblico che già. ci verrà a trovare. Altrimenti Quello non che c'è vengono. vi beccate, cari ho amici. capito. È come quando tu vai a cena a casa di qualcuno, quello che c'è ti mangi, no? Ma, Ho infatti. capito, ma se un suo Anche se amico che sei viene a vegano. cena magari si informa sui gusti, vuole sapere due cose. quale gusto? Quando vai a casa della quello che gente c'è mangi. mangi e dai soddisfazione, deve dare se sei soddisfazione. vegano fanno l'arrosto. Va bene, se sei vegano mangi un pezzo di pane e un po' di olio e quello è buono anche, fai no? pure scherzo. E tieni Con due cracker, compagnia. con due cracker. Oppuramente appunto Mao, ecco io così Quelli non cioè, mancano mai. un crack rabaglia perché è un crack che non ha neanche lo strutto, quindi è indicato anche per i vegan. Anche per i vegan. un cracker diciamo che ha una fermentazione particolare. Questa particolarissima, ecco, questa ti fermenta nella pancia. E cosa succede? Ecco, E poi? allora tu vai a dormire, ecco, e ti svegli sei 4 taglie più grosso. Ma capito? come fa a accorgersi dici che è bello. fermentato? Se ne accorge sua moglie tutta la notte, lo si prova, anche i vicini. Tira il dito la moglie. Per favore, lo cracker. pure, siamo in prima serata. Meno male che lo ricordiamo. Meno male che lo ricordiamo. Allora, roba forte e crack rabaglia, non dimenticate, Ma se ne vi vada lei con aspettano queste questa cose. sera. Dottore, crack, rabaglia. un attimo però, adesso siccome prima di andare io avevo capito un'altra cosa. Cosa? Che lei stava pubblicizzando un prodotto Scaduto. logicamente no, innovativo, scaduto. È innovativo. perché avevo capito che erano praticamente degli estratti, non ho capito, di malto che sostanzialmente poi ingeriti Sì. sviluppavano Ma lo la- devo dire così? Proprio apertamente? era Era una roba perché non vorrei che non fosse legale, sai, ultimamente queste cose qua. Non ha passato. Allora Questo- diciamo la verità, che il cracker rebaglio poi in fondo è come un boccale di birra. Ma in che senso, Certo, scusa? perché quando fermenta dentro poi sale l'alcol e non hai portato bottiglie in giro. Ecco, quindi puoi andare anche in piazza Santa Giulia, ecco volete, capito? È chiaro, ecco, con un cracker rebaglio, figurati, vai dove vuoi. Devo dire che siamo sempre sulla notizia. Allora, senta, Sì. non so se lei vuole magari salutare il pubblico, almeno Certo. con un'anticipazione, diciamo, musicale di quello che succederà stasera. Facciamo un intro. Faccia l'intro. Con questo vi salutiamo. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. E qui finisce qua. Chi non verrà, ai che male fa. Amore, ciao. Chi non verrà, che male fa. Arrivederci, amore, ciao. Chi non verrà, che male fa. A stasera.